Allora, benvenuti alla puntata del venerdì di Trieste in diretta. La puntata del venerdì, come sapete, è quella dedicata sempre a cultura e spettacoli. Nella fattispecie quest'oggi parleremo di musica, perché nella seconda parte passerà a trovarci Rossana Poletti, presidente dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Ormai si stanno scaldando i motori perché forse anche dopo Piero Lugnani ce lo dirà per quanto potrà dire, insomma c'è l'estate triestina alle porte, quindi insomma le associazioni e le realtà che operano sul territorio stanno preparando le proprie proposte. In questa prima parte invece parleremo del Muggia Beethoven Fest, che è in programma dal 15 al 31 maggio. Lo facciamo, l'ho già presentato, assieme a Piero Lugnani, presidente della Società dei Concerti, assieme a Ludovico Carrino della Biblioteca Beethoveniana e assieme al vice sindaco di Muggia, nonché assessore alla cultura, Nicola Del Conte. Grazie a tutti per essere tornati nei nostri studi. Allora, l'appuntamento è arrivato alla seconda edizione. Io direi cominciamo da Lugnani, intanto anche per chiarire poi chi organizza, chi coorganizza, chi patrocina, che questo per noi è sempre insomma, sono sfumature, ma insomma, la vita è fatta anche di sfumature, quindi bisogna dirle correttamente. Allora, grazie innanzitutto Umberto per l'invito e buongiorno a tutti. L'ideazione, la progettazione di questo festival nasce ovviamente dalla Casa Museo Beethoveniana in collaborazione con il Comune di Muggia. È un'idea che nasce da esperienze già fatte nel tempo, che prendono origine proprio dall'idea della Casa Museo Beethoveniana, che è quella in qualche modo di divulgare il patrimonio culturale del genio di Beethoven in una forma che sia anche molto agevole, discorsiva e di facile attrazione per il pubblico. È una collezione ricchissima che viene in qualche modo conservata con grande affetto e cura dalla famiglia da ormai quasi 40 anni, 50 anni, sarà Ludovico a spiegarlo meglio, e che apre le proprie porte della casa, che è una casa museo, per far assaporare tutte le delizie di queste raccolte. Dico delizie perché la raccolta negli anni ha saputo fare diciamo, proprio il focus su quello che è l'uomo Beethoven, non solo il compositore, quindi in tutti i suoi aspetti, anche quelli meno consueti, e visto sotto varie sfaccettature. Abbiamo dalla collezione anche per esempio di ex libris, di figurine Liebig, cioè l'uomo Beethoven come viene visto dal mondo. Di questa visione la Società dei Concerti ha preso parte a questa visione con una progettazione artistica di un festival che quindi dà ancora più peso e maggiore sviluppo a questa idea originaria della famiglia Carrino, che è quella proprio di divulgare al massimo la figura di questo compositore. In accordo con l'amministrazione di Muggia, ovviamente questo è visto anche in una sorta di attività promozionale, ovviamente anche della città di Muggia e delle sue bellezze architettoniche e delle sue bellezze paesaggistiche. Ha detto tutto Lugnani, io avendo seguito ho perso tutti gli spunti di domande che forse è vero che delle volte bisogna mettersi d'accordo con gli ospiti comunque, a parte questo, posso permettermi, perché insomma con Lugnani ci conosciamo da anni, poi siamo dantini, figuriamoci se non possiamo anche divertirci in tal senso. Prima di parlare appunto della Biblioteca Beethoveniana, mi chiarisca, Assessore, perché che differenza c'è tra organizzazione, patrocinio, collaborazione, proprio così finalmente mi faccio un'idea e utilizzo questo spazio anche pro domo mea. Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Il patrocinio è un atto formale, no? Che il Comune fa, se non altro per esporre il logo. Ok. Ma non è solo patrocinio in questo caso, è collaborazione e coorganizzazione, quindi il Comune mette del suo con il teatro, con il suo personale, per esempio, un po' come facciamo con tutti quelli che noi consideriamo i grandi eventi del Comune di Muggia. Uno per tutti il Carnevale, no? Che proprio organizziamo noi. Quindi
Questo festival è importante perché dà tutta una serie di cose veramente specifiche che danno risposta a quella che è la domanda del turista medio che arriva a Muggia. Ed è anche, come dire, una ulteriore, diciamo così, esemplificazione di come ormai alcune manifestazioni sono veramente diffuse, perché non c'è una sola sede e per certi aspetti poi, ma questo magari è un altro discorso, però comunque appunto anche mi ricordo quando, cos'è, 2 o 3 settimane fa, quando il festival è stato presentato, si è messo proprio l'accento sul fatto che è un appuntamento che vuole anche mostrare, vuole anche far parlare del territorio. La città, certamente, coinvolgere la cittadinanza, che è importantissimo, perché anch'io fino a pochi anni fa non sapevo, no, che esisteva questa grandissima realtà che abbiamo, perché poi è stato un bellissimo percorso che abbiamo fatto assieme alla famiglia Carino nel corso del tempo, no? Ci siamo conosciuti, ci siamo evoluti assieme, come si può dire, e anche si sono loro aperti, no, nei confronti della città. Questa è stata una bella cosa e la città ovviamente ha piacere di vedere questi suoi tesori, perché parliamone, è veramente un tesoro questo. Quindi l'idea di diffondere, no, nelle calli, nei posti anche più strani, no, la musica classica, no, che vuole essere una musica comunque di nicchia, che ha anche bisogno, no, di silenzio, di certi posti, però si è visto l'altro anno questo bel esperimento che abbiamo fatto e anche in altri momenti che effettivamente la città risponde, no? Non si può sempre fare questa grande confusione, no, per divertirsi, per stare assieme, ma anche momenti di cultura importantissimi come suonare con un quartetto nelle calli, davanti alla chiesa, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che da questo punto di vista è una soluzione che funziona e funziona benissimo, perché veramente ci sono un sacco di persone che vedono, che guardano, che si incuriosiscono e che scoprono che questo mondo è un mondo veramente bello da vedere. E non è noioso soprattutto, non è di nicchia alla fine, no? Coinvolge veramente tutti e questa è la dimostrazione di cosa c'è dentro in casa beethoveniana. Ecco. Allora, Ludovico, tra l'altro non è un caso che tu ti chiami Ludovico, immagino. No. Confermo. Allora, che poi, poi chi ama il cinema, poi Ludovico è sempre la cura Ludovico di Arancia Meccanica, insomma. Per cui. Allora, facciamo un po' la storia proprio della biblioteca, che nasce da una, penso insomma di poterlo dire, da una passione di famiglia. Sì, esatto, anzi porto i saluti a tutti dei miei genitori, Sergio e Giuliana. La collezione nasce da una passione dei miei genitori, da non musicisti e non specialisti di musica, che 50 anni fa ormai, in effetti come diceva Piero anche di più, ascoltando la musica di Beethoven a Trieste, nella loro vita quotidiana si sono incuriositi, è stata la musica ad incuriosire loro e poi sono andati a cercare di informarsi su chi fosse il compositore di quella musica e quindi hanno trovato una biografia, poi cercando in giro per Civitavecchia, come si dice, hanno trovato anche una medaglia, qualcuno ha regalato a mio papà un altro oggetto che raffigurava Beethoven. Da lì è nata una scoperta, cioè che attorno a questa figura di Beethoven è nato un mondo d'arte che noi abbiamo raccolto, loro e continuo anch'io, ora abbiamo raccolto in oltre 11.500 pezzi nella nostra collezione. È una collezione d'arte, di musica e di letteratura che va dagli oggetti di grande fattura, di altissimo livello, di artisti rinomati in tutto il mondo, di varie competenze, agli oggetti quotidiani, agli oggetti un po', come dire, più scherzosi, che mostrano anche come Beethoven abbia lasciato un mito che va veramente tra il serio e il faceto, no? Dalle cartoline, dalle figurine, alla grande scultura, al grande quadro ad olio, il grande libro ovviamente, no? E quindi è questo che troviamo nella nostra collezione, che è trattata in maniera informale, in maniera molto rigorosa, perché è un archivio, ma allo stesso tempo è una casa. Tra l'altro immagino che adesso, mettiamola così, iniziare un'intrapresa di questo genere è tutto sommato molto più facile, perché insomma con internet c'è più possibilità anche di andare a cercare determinati pezzi che magari si sa che esistono, eccetera.
farlo più di 50 anni fa era veramente un lavoro proprio andare in giro, toccare con mano, quindi immagino anche diciamo anche la soddisfazione nel trovare qualche oggetto, qualche libro, qualcosa. Beh, la storia del collezionismo Sì, è sì, chiaramente una storia, no, affascinante. I collezionisti sperano che sia difficilissimo per tutti gli altri trovare le cose, ovviamente. Quindi meglio quando non c'era internet, se io fossi l'unico che va in giro, perfetto, insomma, oggi con internet è più difficile, però una delle cose che ho imparato io stesso è che la fattura dell'oggetto è difficile da valutare online, anche la biografia dell'autore, le competenze dell'autore che ha fatto quell'oggetto. Quindi sì, oggi ci sono altre sfide, sicuramente ci sono molte più aperture. Ed è, immagino, anche una realtà comunque in divenire, cioè i tuoi, e anche tu a questo punto, non siete soddisfatti. No, non sazi, diremo, non sì. sazietà, assolutamente. Beethoven ha lasciato appunto un mare di spunti, come uomo, come artista, no? E come mito poi, no? E noi raccontiamo tutte le maniere in cui Beethoven si è trasformato nello sguardo degli altri. Per questo noi invitiamo a venire a visitare la Casa Museo e durante il festival, perché queste trasformazioni verranno, come dire, arricchite dalle trasformazioni di tutti i visitatori che proporranno la loro visione di Beethoven, no? Che si trova sempre, anche se uno non conosce la sua musica, non conosce la musica, ovviamente ancora di più se uno già conosce, no? Sì, come tutto, no? Però è un'opportunità questa del festival aperta per portare questa musica classica, come diceva Quirino Principe, musica forte, ad essere non più una nicchia, no? Ma come diceva Nicola, il vice sindaco, un'attività di cui godere assieme, con colori, bambini, musicoterapia, racconti, giochi, ovviamente con il concerto, con le curiosità, e tutto questo noi cerchiamo di farlo nel festival. Tutti i concerti, Piero, sono di musiche beethoveniane? Sì, anche se non in maniera esclusiva, Sì, perché ok. in qualche modo il focus si allarga su quello che possono essere i compositori coevi o anche quelli che sono i maestri di Beethoven, no? Quindi Czerny, Haydn, e anche la visione a ritroso di quelli che sono compositori successivi che guardano indietro a Beethoven. Rilacciandomi a quello che diceva Ludovico, è importante secondo me anche segnalare nell'ambito di quello che è la visione di questo festival, di rendere il più possibile disponibile e aperta la fruizione della musica di Beethoven, e secondo me l'evento proprio del 16 maggio, dopo entreremo magari nel calendario, sì. Ma volevo farne cenno perché è molto importante: Beethoven di tutti e per tutti dalle ore 15 al Museo d'Arte Carà. Verrà messo a disposizione il pianoforte del museo, sul quale qualsiasi di noi, esperto o dilettante di musica, potrà esibirsi per una ventina di minuti suonando musica di Beethoven o reinterpretazione della musica di Beethoven in tutti i generi musicali possibili e immaginabili. E quindi questo è proprio, attua perfettamente quello che è il concetto della fruizione del museo, ma nel modo in cui ciascuno di noi può dire la sua, può rendersi partecipe di questo grande mito e farne parte anche a futura memoria, perché tutti questi eventi costruiscono un percorso di divulgazione e di condivisione della musica che in qualche modo creano forse delle esperienze nuove che potranno portarci anche in un futuro a un godimento della musica in una maniera diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati. Nel corso del festival ci sono gli appuntamenti tradizionali a teatro, faremo la musica nelle calli, lo faremo al Santuario di Muggia Vecchia all'aperto, saremo ovviamente nella casa del Museo Beethoveniano, siamo al Museo Carà, in varie forme di godimento della musica e di partecipazione proprio e creativa alla musica. È bello per Muggia, no? Vice Sindaco, sapere di essere in grado di organizzare una serie di appuntamenti come questi, perché sì, voglio dire, significa essere stati in grado di come dire, percepire, mettiamola così, quello che vi veniva richiesto, ma anche proprio di mettere, torno su quello di cui discutevamo prima, di mettere a disposizione gli spazi, che sono spazi poi che magari, come anche spesso succede,
magari uno ha a disposizione, però non immagina che possano essere messe a disposizione anche per attività che non sia quella diciamo statutaria del luogo stesso. Assolutamente sì, noi a Muggia abbiamo questo dono di reinventarci continuamente, questa è una cosa bella e questo significa una cosa molto semplice, che siamo una comunità viva che vive il suo centro storico in maniera forte anche, con grande senso di appartenenza. E questo ha anche un altro risvolto, che ci fa piacere che vengano da fuori a vederlo. Quindi è una cosa che lega veramente tanti aspetti. In questo festival ci sono una valanga di aspetti importantissimi. Intanto c'è quello che io ho cominciato a fare 4 anni fa quando sono arrivato a fare l'assessore alla cultura, cioè questa mania che ho io di cominciare dai bambini. No? Tutte quante le cose che il Comune fa come politiche culturali sono dedicate ai bambini, poi ci sono gli adulti, la programmazione normale, in questo caso c'è anche una grande importanza sul sociale, sì, perché non dimentichiamoci anche tutto sommato la sordità di Beethoven, insomma sono cose veramente che toccano anche quei momenti in cui insomma le persone hanno comunque una sofferenza, quindi una cosa importante. E poi c'è anche l'aspetto del divertimento, che a Muggia non deve mai mancare, che non ci manca mai. E, quindi, e poi ancora un'altra cosa, andiamo sempre anche a trovare le nostre istituzioni culturali. Quindi siamo anche a chilometro zero su artisti. In questo sì. E che è importante, perché così cosa fa il territorio? No? Un conto è suonare le cose normali, un conto è avere in repertorio pezzi di Beethoven, che quindi dà lustro, dà prestigio anche a chi suona, quindi è uno scalino ulteriore anche là. Poi c'è anche la parte di divulgazione del vino, per esempio, quindi i prodotti del territorio. Quindi una serie veramente nutrita di aspetti importanti che sono dentro questo festival, che ci proietta ovviamente a una dimensione di turismo che ovviamente a noi fa immensamente piacere, che le persone vengono a Muggia per questo. Allora, il festival inizia ufficialmente, poi correggetemi se sbaglio, inizia ufficialmente il 21 di maggio per concludersi domenica 24, però c'è un'anteprima appunto il 15, quindi la prossima settimana. Venitemi incontro perché io tra questa storia del combo prosa lirica del Giulietto Romeo Alberdi mi ha mandato in tilt con le date e tutto, per cui venitemi incontro. C'è la prossima settimana, venerdì 15 e anche sabato 16 di maggio. E 17. E domenica 17. E domenica 17, ecco, figurarsi se non... E poi anche c'è una sorta di collegamento con la stagione della Società dei Concerti e una piccola coda anche domenica 31 maggio. Quindi diciamo che oltre a essere diffuso proprio a Muggia, è anche un appuntamento diffuso anche per quanto riguarda le giornate. Piero, quali sono dal punto di vista musicale i momenti più forti? Ce n'è uno? Innanzitutto ricordo che la programmazione artistica sta in capo al nostro direttore artistico, il maestro Marco Secco, che si è dedicato con passione veramente anche quest'anno a creare un qualche cosa che in qualche modo conciliasse quella che è la realtà anche di interpreti locali già affermati e importanti, come posso già citarlo Emanuele Savron, a cui è stato affidato il concerto inaugurale di apertura assieme a Marzia Postogna, perché è anche roba vostra. Tutti e due muggesani, ovviamente. Due muggesani, due personaggi molto importanti perché hanno già una loro carriera di tutto rilievo, e quindi cominciare con loro significava proprio radicare questo festival anche nelle figure più rappresentative della città di Muggia, e con un'attenzione ovviamente ai giovani. Quindi ci sono due quartetti giovani, che è quello del New Era, che nasce da un'esperienza locale del Conservatorio Tartini di Trieste, ma adesso si sta affermando a un punto di vista nazionale, perché hanno aderito anche a delle programmazioni di circuitazione in ambito nazionale con le dimore del quartetto.
e il quartetto Goldberg, che tra l'altro già presente anche in alcuni nostri concerti della società di concerti nell'ambito del Comitato Amur, una rete nazionale, abbiamo già avuto modo di sentirli, sono bravissimi, vincitori una settimana fa di un importante concorso organizzato dal Comitato Amur nei Nuovi Talenti, quindi sono giovani ma già affermati interpreti. Su questi domina diciamo quasi da custode del verbo beethoveniano Louis Lortie, pianista di fama internazionale, che abbiamo voluto richiamare con noi in questo festival, che in qualche modo riuscirà a conciliare quello che è il suo aspetto interpretativo da solista nel concerto che lui terrà il giorno 22 maggio al Teatro Comunale, e quello anche di solista e concertatore nel concerto conclusivo di domenica, dove si esibirà con il quartetto Goldberg. Esatto, il sì. 24 domenica, sì, e con il quartetto Goldberg nell'esecuzione del concerto numero 4 per pianoforte orchestra in una riduzione per quintetto d'archi e pianoforte. Accanto a tutto questo ci sono anche le esperienze e le realtà locali dell'Orchestra a Fiati Città di Muggia, del Serenata Ensemble, con Alessio Colautti e Maestros Fettez, che faranno delle esibizioni nelle calli con delle musiche piuttosto rare di Beethoven, difficili da sentire, musiche per banda di Beethoven, e anche delle composizioni per strumenti a fiato di rarissima esecuzione. E poi tutta una serie di iniziative che diciamo, prendono spunto da quelle che sono le visite nella casa museo, per cui accanto alla visita vi sarà la possibilità di ascoltare gli artisti del quartetto New Era in varie formazioni, con i pianisti Matteo Fusi e Mattia Fusi, chiedo scusa. Matteo. Mattia, in realtà, vabbè, ho capito, comunque Fusi, insomma. E poi tutta una serie di attività che ovviamente interessano i musei, per cui avremo anche dei relatori. Su questo magari cederò anche la parola a Ludovico, che sarà più chiaro nell'introdurli. Con quel passaggio ultimo finale cui accennavi, che è quello del 25 maggio al Teatro Verdi, nella nostra stagione, con il collegamento che c'è tra Haydn e Beethoven, perché noi avremo la creazione di Haydn, maestro appunto di Beethoven, proprio nel periodo in cui venne composta questo oratorio, no? Quindi in quegli anni là si conobbero, si frequentarono, ed è interessante quindi riuscire a mettere a confronto quello che è il genio beethoveniano con un maestro come è stato Haydn. E lì c'è anche la Juilliard School di di New York, che viene in tournée con la Yale Cantorum, Scuola Cantorum dell'Università di Yale. È una tournée italiana che loro fanno in maggio, e Trieste è la prima tappa di questa tournée che interessa 5 città, saranno a Brescia, a Venezia, a Roma e a Perugia. Allora invece Ludovico, per quanto riguarda proprio la parte così non teorica, ma insomma che riguarda le conferenze ed altro? Sì, ci sono altre forme di trasformazione della musica beethoveniana, oltre, come diceva appunto Piero, le orchestre di Fiati, c'è anche l'orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste, c'è Giovanni Renzo che improvviserà temi beethoveniani trasformandoli sabato 16 maggio, ma poi abbiamo degli appuntamenti al Museo Carà dove cerchiamo sempre di unire il racconto con la musica, e quindi abbiamo chiamato 3 relatori di altissimo livello: Luca Delle Donne, che è triestino, adesso è professore di pianoforte a Lecce, che parlerà e se la canta e se la suona, diciamo così, anche parlando della tecnologia del pianoforte, delle evoluzioni del pianoforte. Julia Klucksen-Aissi, che è una musicologa tedesca, viene dalla Beethoven House Bonn, che è il centro mondiale degli studi beethoveniani, e suonerà, racconterà di come Bonn, come contesto sociale e culturale, ha, diciamo, facilitato la crescita di Beethoven. Come dire, se Beethoven fosse nato altrove sarebbe successa la stessa cosa, e sarà accompagnata da Mattia Fusi, e poi Benedetta Saglietti, una delle più importanti studiose beethoveniane italiane, che verrà invece il giorno sabato 24 e 23 e racconterà della passione beethoveniana nell'arte, basandosi sulla sonata patetica che poi verrà eseguita da Andrea Furlan. Allora abbiamo ancora 5 minuti e poi ho una domanda specifica
quindi prima che riesco a formularle ci vorrà del tempo, per cui allora anticipo le domande finali per gli altri due ospiti, pregandovi appunto. Muggia quest'estate che cosa ha in serbo? A Muggia abbiamo, partiamo di tutto e di più, presenteremo tutta la prima settimana di giugno probabilmente, o la seconda, vediamo, ma cominciamo a fine giugno con la festa barocca insieme con i patroni, poi abbiamo i primi di luglio il Muia Baskers Festival, circo contemporaneo e teatro di strada, poi abbiamo per 3 weekend consecutivi il venerdì musica classica, anche qua ci sarà operetta, ci sarà pianoforte, ci sarà musica sinfonica, le tribute band il sabato e l'appuntamento con le nostre tradizionali bande la domenica, per 3 weekend, quindi 9 serate. E dopo c'è il carnevale estivo e poi non ci fermiamo più praticamente. Sì, poi invece quest'estate avete, se potete dirlo, perché poi tu sai che io sono scaramantico più di tutte le persone che conosco. Qualcosa posso anticiparlo, dopo l'esperienza bellissima di Muggia saremo con una rassegna estiva che dal 26 giugno con 3 concerti fino al 10 luglio ci porterà in luoghi abbastanza noti della nostra città, Castello di Miramare, il parco del Museo Sartorio e il giardino pubblico per la prima volta, la società dei concerti faremo un concerto in questa location e questi vengono inseriti appunto nell'interesse estate. Esatto. E poi ci sarà l'appuntamento di settembre con la 4ª edizione del Festival di Trieste, il Faro della Musica, per la quale stiamo lavorando alacremente in cerca di conferme che arriveranno proprio in questi giorni. Magari poi ne parleremo. Ne parleremo con più calma. Adesso invece vediamo sta domanda che mi frullava per la testa mentre sentivo parlare. Allora, è vero che probabilmente fra i compositori di musica classica Beethoven è quello che il cinema ha saccheggiato di più, perché nel momento non mi viene in mente soltanto appunto Arancia meccanica che vabbè, ma si sa che Kubrick è roba a parte rispetto a... Però anche in altri film, anche molto più popolari, perché mi sembra addirittura che credo ci sia l'ultimo movimento della 7ª alla fine di uno di X-Men e roba di questo, quindi insomma è uno dei più saccheggiati veramente. Per quanto possa aver senso come domanda, voi, mettiamola così, voi cultori di Beethoven, soffrite un po' Mozart da questo punto di vista? No, per nulla, per nulla, no. Anzi, l'idea del cinema è un altro grande stimolo. Noi quest'anno non abbiamo proposto cose esplicite sul cinema, però abbiamo una mostra fotografica che apre l'anteprima del festival il giorno 15 maggio di un fotografo muggesano, Luciano Comelli. Non ci siamo ancora sul cinema, però ci stiamo arrivando. Ma no, direi che non c'è alcuna rivalità con Mozart, anzi studiando Beethoven basta ascoltarlo. Tra l'altro io stesso ho scoperto di recente in quanti casi Beethoven abbia imparato da Mozart, abbia citato Mozart nei suoi... Cioè era un essere umano come tutti, no? Quindi ovviamente quello che gli piaceva lo studiava come tutti, come Mozart aveva fatto in precedenza. Quindi no, direi che non abbiamo... Siamo molto amici con Mozart. Perché non si, anche a livello, poi con questa poi dopo chiudo, anche a livello così per sentito dire eccetera, ci sono anche per quanto riguarda i compositori delle contrapposizioni fatte poi logicamente più che delle rivalità, no? Nel senso, Verdi, Puccini, Verdi, Wagner e tutte queste cose qua. Ripeto, io magari ho una conoscenza così per sentito dire, ma non vedo grandi contrapposizioni con Beethoven, probabilmente perché si tratta di comunque una statura tale che forse li annulla, però non sento dire preferisco X a Beethoven oppure preferisco Beethoven a X. Beh, spesso Beethoven è accostato a un'immagine di titano, di serio e di terrorizzante, oppure di triste perché è sempre arrabbiato. Noi sfattiamo questo mito, era una persona spiritosa, aveva le sue complicazioni nella vita come tutti, la sua musica racconta di trionfi e di
e di sfide, diciamo così, e quindi di per sé è stato un grande innovatore, come cercheremo di dire in questo festival, quindi è lui che si è un po' contrapposto come un innovatore d'altronde a chi lo precedeva, e ovviamente chi è venuto dopo di lui qualcosa ha tratto e ha costruito sopra, diciamo. Quindi direi che poi la musicologia ovviamente crea le categorie, no? Però non la vedrei come una contrapposizione, come dire, negativa o che non porta da nessuna parte. O che non, esatto, sì, poi sì. Importante, non ostile, ecco, ecco, non ostile. le contrapposizioni poi possono persino essere utili, appunto, in alcuni casi. Esatto. Allora, io ringrazio Piero Lugnani, presidente della Società dei Concerti, il vice sindaco di Muggia e assessore alla cultura Nicola Del Conte e Ludovico Carrino della Biblioteca Beethoveniana. Vi ricordo la seconda edizione del Muggia Beethoven Fest, che parte dal 15 al 31 maggio, mettiamo assieme anche le anteprime e tutto il resto. Potete trovare, credo, tutto quanto il programma dettagliato, ormai basta digitare su internet Muggia Beethoven Fest e si viene reindirizzati. Io adesso ringrazio i nostri ospiti, vi reindirizzo alla pubblicità, ma poi rimanete con noi perché parleremo di operetta, perché insomma, come diciamo prima, si stanno scaldando i motori. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Rossana Poletti, dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, direttore organizzativo, su questo siamo d'accordo. Sempre imperterrita. Allora, come dicevo prima, in questo periodo si stanno un pochettino scaldando i motori per quella che sarà la stagione primavera-estate, ma insomma, fondamentalmente quella estiva, perché a realtà come l'Associazione dell'Operetta, diciamo, a parte che lavorate sempre, perché se non altro per organizzare tutto quello a cui state dietro ci vuole un lavoro costante, eccetera, però diciamo a livello performativo, eccetera, correggimi se sbaglio, c'è una sorta di come dire, riposo tarda primavera ed estate si ricomincia, grosso modo. Diciamo che avendo il grosso delle produzioni, anche produzioni importanti d'estate, diciamo che la primavera serve per prepararle, sì, quindi si lavora comunque. Sì. Poi noi siamo impegnati moltissimo nell'estate, ma anche nelle stagioni teatrali invernali, perché siamo presenti sui teatri della regione. Eravamo adesso a Udine a Carnevale col Disney Gala, che è un bellissimo spettacolo. Che è un bellissimo spettacolo, che forse prima o poi lo riproporremo di nuovo anche a Trieste, perché l'abbiamo per portarlo a Udine l'abbiamo riaggiornato, siamo andati a Udine 2 anni di seguito, adesso abbiamo una nuova edizione, quindi speriamo di poterlo riproporre anche al pubblico, soprattutto ai più giovani di Trieste, perché piace molto. È anche bello questo, no? Cioè che realtà come la vostra, che lavorano come dire, su repertori, come posso dire, noti, conosciuti, virgolette, fissi, poi anche appunto si rimettano in gioco e colgono anche quello che di nuovo arriva, insomma, o comunque, voglio dire, rimettono a posto le scalette, rivalutano, vedono, cioè significa essere aperti, essere vivi. Sì, poi noi abbiamo anche collaborazioni con gruppi giovanili che producono cose ex novo, adesso ad esempio il 24 di maggio al Teatro Miela, la TMC, Trieste Musical Company, con cui collaboriamo ormai da tantissimi anni, ripropone in chiave unica il suo gioco di ruolo, che è un spettacolo di musical composto dal direttore artistico dell'associazione, che è Davide Coppola. Che erano venuti a parlarne, credo, l'altro anno. Sì, ma l'anno scorso l'hanno proposto perché ci sono certe difficoltà nella produzione di un musical. L'hanno fatto una prima parte e una seconda parte, la prima parte a maggio e la seconda parte a novembre. E adesso lo rifanno a maggio in versione unica, totale, e quindi noi siamo già impegnati su quel versante con un musical di produzione totalmente nuova, perché è una composizione nuova, eccetera. Ma poi dopo si parte con la stagione estiva, che è tosta e impegnativa. Il primo appuntamento, e credo che possiamo far vedere anche la locandina,
Il primo appuntamento è a metà giugno al Politeama Rossetti con Ballo al Savoy. Sì, diciamo che questa è la nostra grande produzione annuale, nel senso che noi produciamo sponte nostra, totalmente da parte nostra, un'operetta all'anno, perché di più sinceramente è molto complesso per un'associazione. Lo facciamo con la collaborazione del Teatro Verdi, del Teatro Rossetti, con ovviamente assieme al Comune di Trieste, la Regione, eccetera. C'è ovviamente un pool di contribuzioni e di collaborazioni, ma diciamo che la nostra produzione con tutti i nostri artisti va in scena. Ballo al Savoy l'avevamo già proposto tanti anni fa, 12-13 anni fa, in una forma minore. Adesso lo facciamo con l'orchestra, con la FVG Orchestra, che ormai da tanti anni fa con noi le produzioni. E tra l'altro con la FVG Orchestra poi io non so perché li chiamo sempre FVG Orchestra l'americana, ma in realtà lo dico anch'io, si è portati a... In realtà è FVG Orchestra, ma non mi riesce, non me ne avranno per questo. Ma fa anche più figo. Esatto, si sentirà meglio. E con loro noi facciamo anche altre produzioni, perché facciamo tanti galà dell'operetta e del musical in giro per la regione. Siamo stati a Cervignano, a Cividale, a Udine, insomma un po' nei grandi teatri regionali, e quindi abbiamo diciamo una sperimentazione, una collaborazione ampia nel corso dell'anno. E l'altra sera ero a Udine, che c'era quello spettacolo 55 minuti, ho avuto modo di parlare col direttore Mansutti e mi ha già detto: ma siete pronti? Abbiamo già qualcosa in programma, quindi ci stiamo apprestando anche in quel senso, per calcare anche altri teatri della regione o altre piazze della regione. Ma diciamo che Ballo al Savoy è la nostra impresa annuale, grande impresa. Ballo al Savoy è un'operetta, una delle ultime operette. Perché lì c'è sempre il discorso, no, che ogni tanto ci piace fare, di come sia un'operetta al confine con il musical. Ci sono, diciamo così, è per quanto riguarda la trama, ma anche per quanto riguarda proprio i brani musicali. Ce n'è uno che adesso non so quale sia venuto prima, però se lo ascolti senti Night and Day di Cole Porter, per cui... Beh, diciamo che Ballo al Savoy è del 32, debutta a Berlino nel 32, perché poi Abraham nel 33 scapperà dalla Germania per le persecuzioni ebraiche. Del 32 c'è l'inizio dell'arrivo della musica latinoamericana, tango, paso doble. Infatti ci sono due personaggi, uno si chiama Paso Doble e l'altro si chiama Tangolita, sì, giusto per richiamare i generi. Poi c'è molto jazz, c'è un sound nuovo in questa operetta, forse è quella più vicina, che fa da ponte verso poi il musical, anche se poi il musical abbraccerà altri temi, sì. Perché qui siamo sempre come tutte le operette con lieto fine, insomma. Va un gran casino, baruffa, come nel Pipistrello si travestono, vanno al ballo, si cercano, fanno tutte queste cose qua, però dopo alla fin fine, ma io voglio il divorzio, io voglio qua, io voglio là, però alla fin fine tutto finisce bene, come sempre nelle operette. Ma però ecco, è un'operetta molto innovatrice, a noi piace, abbiamo utilizzato... Ecco, volevo chiedere, credo che quella sia una foto di San Giusto? È la foto del 1955 con Rosi Barsoni. Di Rosi Barsoni c'è anche da raccontare qualcosa di più. Rosi Barsoni che prende la bacchetta di Cesare Gallino, che dirigeva l'orchestra, e comincia a dirigere dirigere lei. I giornali dell'epoca raccontano di una caldea, usano proprio l'espressione, la caldea del castello di San Giusto infuocata, nel senso che a questo attacco di brio di questa grande soubrette ungherese il pubblico esplode, c'è una gioia immensa, ma è la gioia che la Rosi Barsoni riusciva a comunicare. Lei era già presente in Ballo al Savoy nel 1937 ad Abbazia, al Festival d'Abbazia. Il Festival d'Abbazia è quello che in qualche maniera dà vita al Festival Operetta di Trieste.
perché era partito nel 1935, poi nel 1938 col 1938 si ferma perché c'è rombi di guerra e quindi non va più avanti. Nel 1950 i triestini hanno i soldi degli americani e con i soldi degli americani mettono in piedi il Festival Operetta. Poi ce la siamo sbrigata da soli per molti anni e adesso ancora più da soli per molto tempo. Ma la Rosi Barsony è questa leggendaria soubrette ungherese che era brillantissima, che spopolava già ai tempi appunto del ventennio, perché siamo ad Abbazia, e ad Abbazia i responsabili continuavano a ricevere richieste da Roma di fare operette italiane, ma questi continuavano a fare sempre le operette danubiane, che erano quelle che piacevano, perché per quanto italiana il bacino artistico d'utenza era comunque mitteleuropeo e quindi piacevano Lear, Kallman e Abram, questo è. Ma sì, il genere dell'operetta, no? Adesso correggimi se sbaglio, perché mi è venuto in mente prima, ma il Cavallino Bianco non è del 31? Sì, è curioso, no? Che sì, nel momento in cui si sta cominciando... Il Cavallino Bianco è del 35. Ancora peggio. Nel senso, sì, perché l'anno scorso l'abbiamo fatto, abbiamo certo. centenario. Mi incuriosiva, 35, sì. Mi incuriosiva il fatto che appunto 25, scusa. 25. Abbiamo 20, i numeri oggi, no. va bene. Però lo stesso, ugualmente, diciamo che il Cavallino Bianco comunque è un'operetta, virgolette, tarda, quindi già si incominciano comunque a sentire determinati ritmi, determinati suoni nuovi, però insomma rimane appunto... C'è Stolz che comporrà ancora per 50 anni. Però rimane appunto questo tipo di... Secondo te è un genere identitario per i nostri territori, l'operetta? Cioè un genere in cui noi ci riconosciamo più che altrove? Sì. Più che altre, se ho capito. Diciamo che noi con l'operetta entriamo chiaramente a far parte di quel mondo mitteleuropeo di cui Trieste in qualche modo non ha mai perso traccia. Nonostante tutti i cambiamenti epocali, tutte le storie, le guerre eccetera, Trieste si identifica ancora con quella realtà. Musicalmente, culturalmente parlando, non si va lontano. Noi abbiamo più volte tentato di affrontare titoli di altri grandi compositori, come poteva essere Offenbach, che è stato il padre dell'operetta, che ha fatto delle operette straordinarie, bellissime, però il pubblico triestino non incontra quel genere, anche se Orfeo all'Inferno sono titoli, è un titolo o altri molto, molto, molto apprezzato in genere. E anche l'operetta italiana, che è conosciuta, Lombardo per capirci, Pietri eccetera, piace, però noi abbiamo fatto la Quacchetta 2 anni fa e abbiamo avuto persone che ci hanno detto molto bella, avete fatto un lavoro straordinario, perché devo dire la verità che era forse una delle produzioni più belle che abbiamo fatto a Quacchetta, però dicevano sì, però a noi piace l'operetta danubiana e con questo dobbiamo fare i conti. E c'è un altro discorso, forse che non abbiamo mai fatto, ma che provo ad intavolare, nel senso, nella messa in scena di parecchi spettacoli musicali di opera lirica, no? Molto spesso i registi osano dei cambiamenti. Io non sono contrario a questo tipo di approccio, però devi garantirmi che l'idea vale per tutta la durata dello spettacolo, non soltanto per il primo atto. Io ricordo, per questo anche lo chiedo, ricordo una edizione abbastanza nefasta della Vedova Allegra, che iniziò con una sorta di sconvolgimento, ma poi dopo si perse per strada e quindi c'era uno... Mi sembra comunque che in ogni caso è abbastanza sconsigliabile agire in questo senso quando si ha a che fare con l'operetta. Paradossalmente puoi prendere la Bohème, mettiamola, e farne
carne da macello per certi L'hanno fatto certi spesso e aspetti, volentieri. spesso e volentieri, soprattutto i tedeschi, Sì. ma non puoi prendere la principessa dell'Azzarda e fare stranezze, è sconsigliabile. Sì, è sconsigliabile. L'unica cosa che puoi fare, secondo me, nell'operetta, che ha una trama che già di per sé è ridicola, mediamente, basta pensare a Cincillà, insomma, questa che va, la Tricetta che va lì, che questi due principini a 20 anni ancora non sanno come si fa, insomma, sono queste cose abbastanza ridicole. Puoi fare un'unica cosa, mantenere la struttura della trama, puoi solo modificare lievemente il linguaggio, utilizzare un linguaggio un linguaggio comico lievemente più moderno. Sì. Però la comicità dell'operetta è una comicità molto semplice, molto banale, Sì. molto terra a terra, che in qualche maniera riesce a sconfiggere il tempo, non so come dire. Sì, C'è della comicità che resta. Guardavo sti giorni dei video dei nostri grandi attori degli anni 60-70, Fabrizi, Laninchi, Valeri, cioè tutti Panelli che faceva... Poi hai visto The Neanderthal Man? Neanderthal Man. C'è poco da fare, la comicità semplice, quella che è intuitiva, supera tutti i tempi. Dopo la comicità cambia nei decenni, nei secoli, eccetera. Però una comicità semplice resta efficace. Ci riferiamo ad una scenetta musicale che apparteneva ad uno spettacolo che chiamava Speciale per voi, che è ritornata su Instagram, almeno io l'ho rivista là, e poi dopo ti rendi conto appunto che una cosa di una leggerezza quasi impalpabile ti fa ancora ridere dopo 50 anni, insomma. Vederla l'Ave Ninchi che balla, o Pannelli, Fabrizi con quelle stazze. No, era con quelle... lo potete trovare anche su YouTube, basta digitare Aldo Fabrizi Neanderthal Man e viene fuori questo. Sì, questo effettivamente là puoi agire, però poi è sconsigliabile appunto far robe strane perché... Non ha senso, sinceramente. Quest'estate allora, adesso non so, come sempre, io dico sempre, quello che potete dire ditelo, quello che non potete dire per questioni di scaramanzia o altro, non mi arrabbio, figuriamoci, perché insomma qua ogni anno è diverso, nel senso che delle volte Trieste Estate viene presentata con un anticipo abbastanza importante e invece quest'anno, ma del resto lo stesso assessore Rossi lo ha detto da noi un paio di settimane fa, c'è stata una gestazione un pochettino più complicata per questioni di budget, quindi penso che verrà presentato a idea quando? Allora mi dicono che il Comune a fine mese presenta Trieste Estate, noi dobbiamo assolutamente partire prima, perché noi abbiamo una scadenza che è quella del 19 giugno, il 19 giugno è la prima di Ballo al Savoy, dobbiamo mettere in vendita i biglietti, non è che possiamo aspettare il 18 di giugno per metterli, e quindi siamo già partiti nonostante le cose non si siano ancora definite, tant'è che non abbiamo ancora definito le date della seconda operetta, non abbiamo ancora definito l'operetta che andrà in scena probabilmente al Verdi. Siamo ancora in un impasse che mi auguro, e quindi non anticipo niente, mi auguro che si possa risolvere la prossima settimana. C'è la buona volontà di tutti, nostra sicuramente, ma anche del Verdi e del Comune. Speriamo di trovare, come si dice adesso con questa brutta espressione, la quadra, una roba terribile, un'espressione orrenda, di trovare perché purtroppo una delle cose di cui scarseggia il mondo attuale sono i tenori. Non ci sono tenori, quei pochi che sono ovviamente già ingaggiati un anno per l'altro, e quindi abbiamo anche grosse difficoltà ad andare alla ricerca di... noi per Ballo al Savoy abbiamo avuto una fortuna straordinaria che in quei giorni Mattia Neglia, che l'aveva già fatto nella parte, riesce a liberarsi perché lui lavora alla Fenice di Venezia ormai, e ne abbiamo lanciati tanti, e quindi
e quindi riesce a liberarsi ed essere con noi, anche perché per lui è più semplice, avendo già tutta la parte musicale, rinfrescherà la parte attoriale, perché ovviamente abbiamo Andrea Binetti l'ha lievemente rimaneggiata. Ma insomma abbiamo avuto questa fortuna, ma trovare tenori è un problema serio al giorno d'oggi. Già che ci siamo, poi dovremo salutarci, ma comunque io noto che da qualche tempo a questa parte, è un discorso che riguarda più la lirica se vogliamo, però non c'è più il nome, il grande catalizzatore, non so se poi la pandemia ci ha messo del suo, però per esempio anche adesso credo che a pochi dica qualche cosa il nome di Kaufman, laddove il nome di Placido Domingo comunque, nonostante poi tutto quel che ha combinato, che dicono abbia combinato, però voglio dire, non so, è come se non ci fosse stato un passaggio di conseguenza, forse sono anche cambiati i tempi, per dire la verità, e anche per quanto riguarda i grandi nomi femminili, non c'è il nome eclatante. Non so, questo potrebbe anche non essere un problema, ma anzi, però sta di fatto che in realtà potrebbe esserlo a livello proprio di grande pubblico. Ma nella lirica qualche nome c'è. Qualche nome diciamo buono c'è, l'abbiamo visto anche recentemente. Sì, con il Trovatore. Sì, e dopo vedremo anche adesso in Elettra. Elettra. Sì, girano grandi nomi, certo non tutti riescono ad arrivare a Trieste, perché le risorse che ha la città sono diverse rispetto alle risorse che ha la Scala di Milano, per dire. Sì. O il Metropolitan di New York, indubbiamente, ma al di là di questo c'è proprio una carenza di tenori, non si sa ben perché, ma ne nascono pochi. Poi portarli all'operetta è molto complicato, per un semplice motivo che non si fa più. Si fa pochissima operetta in Italia, mentre una volta 1 o 2 titoli li facevano tutti i teatri, adesso raramente, e quindi di conseguenza trovare tenori che siano disponibili ad affrontare questo, perché devono anche saper recitare. Citavi una vedova che immagino che sia quella che io ricordo, in cui avevano preso anche dei nomi di cantanti anche buoni, nel senso che cantavano bene, però poi il palco casca nella recitazione, e l'operetta purtroppo ha una dimensione importante sul versante. Certe arie si possono magari anche canticchiare con un cantante non proprio eccelso, ma che a patto che sia un buon attore e che quindi tenga su l'impianto della parte recitativa, che è fondamentale, non si può prescindere. Questa è un'altra non delle problematiche, ma anche delle caratteristiche di un genere che appunto, come del resto il musical, impone che chi lo fa sappia essere duttile in tre. Anche ballare, anche ballare, perché c'è canto, recitazione e ballo. E la cosa più stupida, parlo per quanto riguarda il musical, è quando qualcuno preso da altri ambienti dice: una volta facciamogli fare un musical, come se fare un musical fosse semplicissimo, è una passeggiata, e sappiamo che non è così. È un'esperienza, per noi sarebbe un'esperienza molto complessa, ci abbiamo parlato più volte, ma il musical ha bisogno ancora di competenze ancora maggiori. Sì. Per dire, poi dopo chiudiamo, l'esatta personificazione del talento da musical è una come Shirley MacLaine, che sa fare 4 robe contemporaneamente. Canta, balla, recita, tutto. E poi con tutte le vite che dice di aver avuto avrà preso. Allora, ricordatevi, ma ne parleremo anche comunque più avanti, Ballo al Savoy al Politeama Rossetti il 19 e il 20 di giugno. Cos'è? Venerdì e sabato. Venerdì e sabato. E intanto io ringrazio Rossana Poletti per essere stata con noi, buon lavoro, e poi, ripeto, ci vedremo anche per parlare delle altre attività dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Noi ci vediamo la prossima settimana a partire da martedì, come sempre alle 17:55. Arrivederci, buon proseguimento.